Blu, bianco e verde, più fluo che padano. Ecco i colori che accompagneranno Luca Zaia nella corsa alle regionali 2015. Svelata da H Farm davanti a qualche centinaio di fedelissimi, sarà una campagna low cost, autofinanziata e pop, a cominciare dallo slogan inventato dalla gente. Ma io scelgo Zaia, e ne è venuto fuori questo manifesto. Sarà una colletta tra candidati e ce la pagheremo. Penso che i cittadini così alla fine diranno: beh, io voto uno che comunque non è andato a scheda da nessuna parte. Pop vuol dire popolare, pop vuol dire del popolo. Ed allora ecco il portale web, la pagina Facebook, il profilo Twitter, ma anche i video dei veneti che diventeranno gli spot ufficiali della candidatura. Sono Roberta, sono una panettiera. Scelgo Zaia, scelgo chi governa con etica ed onestà. Le idee nuove sono di una squadra di giovani creativi, del resto ci sarà da pedalare da qui al 31 maggio, data temuta dai leghisti nel primo ponte dell'estate. Noi da oggi fino all'infinito faremo l'appello al voto. Diciamo ai cittadini: andate a votare. Il candidato del Carroccio sa di ripartire dallo strappo con Flavio Tosi. Una frattura dolorosa, cioè quando tu condividi con delle persone, noi siamo una grande famiglia, cioè vorrei ricordare che Lega in Veneto significa migliaia di militanti, sostenitori e simpatizzanti. Però è altrettanto vero che io sono abituato a guardare avanti. E di fronte alla sfida con Alessandra Moretti, la raccomandazione ai militanti è di non dare nulla per scontato. Noi abbiamo i sondaggi alti, la gente ci vuol bene e tutto, però non vorrei che questo facesse partire la politica dal sofà, no? Che tutti sta davanti alla televisione tranquilli. Invece noi pancia a terra, farò anche le magliette, pancia a terra e lavorare. Con un solo obiettivo. Noi corriamo per vincere.